palloncini e le vetrine addobbate a tema. Treviso si prepara all'arrivo della 18ª tappa del Giro, l'attesissima Borgo Valsugana Treviso appunto. 152 km, 80 dei quali nella Marca, con la carovana rosa che attraverserà Valdobbiadene, Farra, Pieve di Soligo, Refrontolo, Vittorio Veneto, San Pietro di Feletto, Conegliano e poi lungo la Pontebana toccherà Susegana, Spresiano, Villorba, con arrivo a Treviso in viale Nino Bixio. È una vigilia di grande attesa, il Giro d'Italia è un evento decisamente importante, di caratura internazionale, quindi con tutte quelle limitazioni che un evento di questa portata comporta. Però per una città capoluogo come Treviso essere comunque al centro dell'attenzione, al centro delle cronache, al centro di telegiornali nazionali e internazionali per un evento sportivo è molto importante. Domani scuole chiuse e inevitabili disagi per la chiusura di strade e parcheggi. Sul sito del comune tutte le indicazioni. Io invito tutti i trevigiani a portare un po' di pazienza per quelle che possono essere le piccole criticità legate al Giro, ma di godersi veramente un evento sportivo di carattere mondiale. Ospitare una tappa del Giro rappresenta per l'amministrazione comunale un'importante operazione di marketing territoriale che accenderà i riflettori del mondo sulla città. Il Giro d'Italia, al netto della sportività, quindi della capacità degli atleti, è un investimento di marketing territoriale, quindi il Giro d'Italia e le opportunità di una tappa del Giro d'Italia vanno viste certamente per il godimento dell'evento sportivo, per la bellezza del ciclismo e per naturalmente la sportività della tappa in sé, ma vanno anche viste per le opportunità di circolare il nome della città a livello nazionale e internazionale.